Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un 2020 ancora in crescita, con un più 5,3% nelle vendite a valore e un più 4,7% nel fatturato al pubblico. Sale a doppia cifra l'utile netto raggiungendo un più 19,5%. Sono 96 milioni di euro destinati agli investimenti e 281 ai collaboratori in più rispetto all'anno precedente. Questi gli indicatori principali che testimoniano l'ottimo andamento dell'esercizio 2020 chiuso da Aspiag Service SRL, la concessionaria del marchio Desper per il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Risultati che permettono al player del GDO di incrementare ulteriormente all'11,45% la propria quota di mercato nella trading area di riferimento. Nel 2020 abbiamo raggiunto un fatturato molto importante di 623 milioni di euro, fatturato fatto nei nostri 150 negozi tra affiliati e filiali. Le quote di mercato in questa regione superano il 24%, abbiamo una presenza veramente capillare, oltre 70 i comuni dove siamo presenti. Questo ci permette di essere presenti dappertutto, ci permette di entrare in contatto con centinaia di migliaia di persone ogni giorno e di avere questo rapporto personale che si rischiava quasi di perdere negli anni. In realtà tutto questo ha un valore molto importante ed è uno dei nostri punti di forza. La famiglia Despar è una famiglia che ormai sfiora i 2000 colleghi. Grazie alle nuove aperture del 2020 abbiamo assunto 41 nuovi collaboratori. Oggi fanno parte di questa squadra e il 65% sono donne. La quota rosa per noi è importante, lo è sempre stata ed è sicuramente in incremento. Investimenti, abbiamo investito più di 11 milioni di euro per 3 nuove aperture, quella di Fogliano, quella di Grado e quella di Corno di Rosazzo, e anche per ristrutturare nuovi punti vendita. Ristrutturazioni e aperture che vengono fatte sempre appoggiandoci ad aziende del territorio, perché riteniamo che così facendo, oltre ad altre attività, possiamo rendere al territorio una parte di quello che il territorio ci ha dato da sempre e continua a darci. Un'ultima domanda. Il cibo è sprecato spesso e volentieri, voi invece partecipate col Banco Alimentare a mantenere, in questo momento di pandemia, molte famiglie hanno usufruito di questo. Sì, e di questo ne siamo orgogliosi. Noi è da oltre 10 anni che collaboriamo con il Banco Alimentare, in ogni nostra filiale non si spreca niente, tutto il prodotto ancora commestibile, mai scaduto, ma che per una politica aziendale togliamo dalla vendita, viene donato in tempo reale al Banco Alimentare che attraverso tutta una rete di associazioni porta immediatamente alle famiglie bisognose. La crescita di queste richieste è purtroppo una crescita esponenziale, ci sono moltissimi nuovi famiglie che hanno bisogno di essere supportate e noi cerchiamo di farlo anche così. Nel 2020 abbiamo donato 2.400.000 pasti e se pensiamo che tutto questo poteva finire nelle immondizie ed essere gettato, veramente siamo ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto per le famiglie che hanno avuto la possibilità di usufruirne, ma anche per l'ambiente, perché tutto questo non è stato sprecato, non abbiamo dovuto farlo raccogliere per distruggere. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.